Una notte di pura violenza e follia, un gruppo di giovanissimi veronesi dai 13 ai 20 anni armati di pietre ed altri oggetti contundenti hanno preso di mira un'auto nel parcheggio di Porta Palio, hanno iniziato a colpirla fino a distruggerla completamente. Ad allertare i carabinieri giunti sul posto con due equipaggi della sezione radiomobile, un residente che ha sentito i vetri dell'auto andare in frantumi e gli schiamazzi dei ragazzi. I militari dell'arma sono riusciti a fermare il gruppo, si tratta di 2 minorenni e 5 maggiorenni, alcuni studenti, altri lavoratori. Alla domanda perché di questa devastazione e violenza, la risposta è stata disarmante. Lo abbiamo fatto per divertirci. I giovani non erano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, lo hanno fatto ai soli fini ludici, distruggendo un'auto per gioco. Il tutto è venuto all'insaputa del proprietario del veicolo, un 34enne di Somma Campagna, ignaro di quanto stesse accadendo. L'uomo ha riferito ai militari di non conoscere affatto i 7 ragazzi, tutti senza precedenti. 2 minorenni sono stati denunciati al Tribunale dei minori di Venezia, mentre i maggiorenni sono stati posti agli arresti domiciliari. In tribunale il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza al 9 aprile.